vedi Napoli e poi Moro! Coscia napoletane! Che? Stavo mandando in galera a me, innocente! Ma Pietro Pacino, alzate la voce! Innocente, ma che te lo fa? Ma che te lo fa? Teniamo le mani a posto! Ma possibile che noi italiani ci dobbiamo sempre far conoscere all'estero? Ci dobbiamo sempre tirare i piedi l'uno con l'altro, ci dobbiamo. Ma abbiate pazienza, ma chi sapeva che voi eravate napoletani? Abbiate pazienza. Io credevo di fare un atto di giustizia facendo incarcerare un criminale nazista. Fate per sta zitta, non mi fate Ma che criminale, che nazista, che io sono un povero disgraziato. E allora lei mi deve dire a me perché che ci facevo nel banco degli amputati? Che ci facevo nel banco degli amputati? Proprio. Che ci facevo? Proprio. Che mi avevano offerto 20 milioni a ciò che io mi dichiarassi colpevole di una sottrazione di scatolette. Un momento. Anche a lei. Anche a me. Anche a me. Ma fosse stata una signora alta, bionda, Bella. una bella signora, accompagnata con una Alto, brutto. alta nana malonga. Sì, sì. Anche a me. Ma no. 20 milioni sulla coscienza, proprio sulla coscienza. La miseria. Quello mi disse, voi fate